Guardiamo a Maria, modello di fede e carità. La sua visita all'anziana cugina Elisabetta ci prepara a vivere bene il Natale, un Natale estroverso nel quale al centro non ci sia il nostro io, ma il tu di Gesù e il tu dei fratelli, specialmente di quelli che hanno bisogno di una mano. Papa Francesco prima dell'Angelus rilegge il Vangelo della Visitazione proposto dalla liturgia di questa quarta domenica di Avvento e spiega che lo Spirito Santo dà alla Vergine il dinamismo della fede e della carità e la porta ad accorrere al servizio dell'anziana parente. Un dinamismo che è opera dello Spirito Santo, lo spirito d'amore che fecondò il grembo virginale di Maria e che la spinse ad accorrere al servizio dell'anziana parente. Un dinamismo pieno di gioia, come si vede nell'incontro tra le due madri, che, commenta ancora il pontefice, è tutto un inno di gioiosa esultanza nel Signore, che compie grandi cose con i piccoli che si fidano di Lui. La Vergine Maria ci ottenga la grazia di vivere un Natale estroverso, ma non disperso, estroverso. Al centro non ci sia il nostro io, ma il tu di Gesù e il tu dei fratelli, specialmente di quelli che hanno bisogno di una mano. Allora lasceremo lo spazio all'amore che anche oggi vuole farsi carne e venire ad abitare in mezzo a noi. Dopo la preghiera dell'Angelus, il Papa ricorda il Natale ormai alle porte. Il mio pensiero, scandisce, va in particolare alle famiglie che in questi giorni si ricongiungono, ma, sottolinea ancora Francesco, tante persone non hanno questa possibilità. E oggi vorrei rivolgermi in modo particolare a tutti coloro che sono lontano dalla loro famiglia e dalla loro terra. Cari fratelli e sorelle, il nostro Padre Celeste non vi dimentica e non vi abbandona. Se siete cristiani, vi auguro di trovare nella Chiesa una vera famiglia dove sperimentare il calore dell'amore fraterno. E a tutti che sono lontani dalla loro famiglia, cristiani e non cristiani, dico, le porte della comunità cristiana sono aperte. Gesù nasce per tutti e dona a tutti l'amore di Dio.